Ed eccoci qua, amici telespettatori, si ritorna nuovamente con una nuova rubrica, i nuovi mostri. E sì, non solo Striscia la notizia, ma anche Strano Amuri Siciliano c'ha i suoi mostri. E già, cominciamo subito, vi presento direttamente dai marciapiedi di Bologna. Si è classificato al 9° posto, ma senza purtroppo ottenere un granché di successo. Eh sì, forse perché si nota fortemente che la sua bruttezza non è, come dire, molto originale o veritiera. Amici, vi presentiamo Mimo da Bologna. E lasciamo Mimo da Bologna per andare subito all'altro mondo. Alcuni di voi lo conoscono, altri lo stanno conoscendo adesso, altri lo conosceranno in seguito. Non voglio dire altro, vi dico solo che all'8° posto si è classificato Antonino Alastra da Trapani. E sì, famoso ormai per il suo Tuca Tuca, si è classificato al 7° posto Antonino, detto Tuca Tuca, da Trapani. Ma no, amici, non finisce ancora qui. Al 6° posto troviamo un nuovo mostro 2009. Peppe da Campobello di Mazara. Ma naturalmente lo segue insistentemente, pronto naturalmente a superarlo, Antonino da Campobello di Mazara, classificandosi al 5° posto. E sì, continuiamo ancora e passiamo direttamente a un mostro che ha riscosso un notevole successo, Giacomo da Campobello di Mazara, classificatosi al 4° posto. Davvero brutto, non c'è che dire, ma non avete visto ancora il 3° posto. Direttamente, sempre da Campobello di Mazara, passiamo a Daniela da Campobello di Mazara, classificatasi al 3° posto. Ma non abbiamo naturalmente ancora finito, perché vi voglio presentare un altro mostro 2009.
sta cercando in tutti i modi di arrivare al primo posto e di superare la classifica. Amici, Dina da Campobello di Mazara, classificatasi al momento al secondo posto. It's just an illusion in all this confusion. It's just an illusion. It's just an illusion in all this confusion. It's just an illusion. Ed eccolo qui, non poteva essere altro che lui, Francesco da Campobello di Mazara, insuperabile. Ha riscosso un notevole successo per quanto riguarda la sua faccia da mostro. Amici, Francesco da Campobello di Mazara è il vincitore del primo posto per quanto riguarda i nuovi mostri 2009. Bravo Francesco da Campobello di Mazara, e viene naturalmente impossibile superarlo.